Dottoressa Gibelli, assessore regionale alla conferenza per l'elezione del nuovo comitato regionale della Federcalcio. Nel suo intervento ha spaziato su tanti argomenti. Ce n'è uno però che mi ha lasciato molta curiosità. Ha detto che aveva un senso di responsabilità nei confronti di Hermes Canciani, Giovanni Adami e Alessandro Michelli. Ci può spiegare questo suo intervento? No, non era un senso di responsabilità, è un debito d'onore che volevo ripagare, perché Hermes Canciani, Sandro Michelli e Adami si sono assunti la responsabilità, sapendo di prendere una decisione impopolare per la quale avrebbero ricevuto certamente più insulti che ringraziamenti, però sono state persone coraggiose che hanno preso una decisione per il bene comune, quando hanno deciso di sospendere i campionati regionali. Quindi, pur in un momento nel quale io partecipo a pochissimi eventi in presenza, a queste 3 assemblee, le altre 2 se mi inviteranno, non mi hanno ancora invitato, ma questa invece sono stata invitata, io presenzierò, perché i debiti d'onore si pagano. E un suo pensiero riguardo al lavoro fatto in questi anni da Hermes Canciani, con il quale penso abbia collaborato anche a livello di assessorato regionale, e un auspicio per i prossimi 4. Ma allora, l'auspicio è che si continui a lavorare insieme bene come abbiamo fatto in questi anni. Io ho da 2 anni e mezzo la delega allo sport per la regione, sono 2 anni e mezzo che lavoriamo per il bene comune insieme. Ovviamente le istanze che mi pongono, non tutte possono sempre essere accolte, però se ne parla con ragionevolezza e si fanno delle scelte praticamente insieme, quasi sempre. Poi ci sono dei momenti nei quali sono io che ho l'onere della decisione e vabbè, alla fine decido. E l'auspicio quindi è che si continui a lavorare così, come si è fatto finora, e cioè bene. Grazie. Buongiorno e buona domenica ad Alessandro Michele e Giovanni Adami, presidenti FIPA e FIP. Onoriamo oggi Hermes Canciani, che ormai fa la guest star e ci snobba e non viene più con noi perché lui è presidente della FIGC, confermatissimo. Un abbraccio a Hermes per questo suo nuovo mandato. E volevo partire con voi due ragazzi, proprio ragazzi, cioè siete 2 ragazzi in effetti, 2 uomini di sport, proprio delle parole importanti dell'assessore Gibelli, che ha voluto omaggiare la vostra scelta, che è stata discussa, contestata, approvata, insomma, come tutte le scelte vengono sicuramente, sono oggetto di così di focus, no? Però volevo fossilizzarmi, Ale, parto con te, dal debito d'onore di cui parlava l'assessore Gibelli, fermo restando che tu sei obbligato a invitarla a questo punto alla tua lezione, alla tua assemblea. Tu, Johnny, hai già dato, quindi magari la inviterai a qualcos'altro. Alessandro, cominciamo con te. Cosa ne pensi? Debito d'onore e senso di responsabilità, ha detto l'assessore Gibelli, a cui che saluto e a cui auguro una buona e serena domenica. Ma devo dirti che il messaggio penso che abbia fatto piacere a tutti noi. Noi in effetti non abbiamo guardato in quel momento alle possibili critiche o ai possibili plausi della nostra iniziativa. Era un'iniziativa che in quel momento noi ritenevamo necessario dare il nostro contributo anche del mondo dello sport che rappresentiamo, e quindi fa piacere che l'assessore che ricopre la carica istituzionale in questo momento della nostra regione, ecco, attesti che quello era stato un atto, voglio dire, tra virgolette, coraggioso, sicuramente, dovuto, e quindi dire quello che noi abbiamo sempre, devo dire, soprattutto in questo periodo di crisi pandemica, abbiamo stretto un rapporto, penso, molto forte tra lo sport e la regione in questo senso, anche sicuramente attraverso il presidente, attraverso Brandolini, il presidente del CONI. Ecco, quindi vuol dire, fa piacere che ci venga riconosciuto, come fa piacere aver dato e continuare a dare sempre il nostro contributo.
Intanto salutiamo tutti gli amici a casa che ci seguono, buona domenica a tutti, oggi fa freddo, poi sentiremo anche, salutiamo Antonio. Giovanni, intanto complimenti per la barba, io provo a emularti ma non sono al tuo livello. Scusa la maglia, sai, domanda di rito ormai per i nostri amici domenicali, eccoti là. Celebriamo la vittoria nel derby del Monaco 1860 contro il Bayern München Amateur 2-0, e Monaco ieri ha avuto, la Monaco bianco-azzurra ha avuto una bella, anche se a porte chiuse, una bella soddisfazione. E John, tu che sei grande amante del calcio, non dimentichiamo che poi oggi ci sarà una sfida straordinaria di Coppa d'Inghilterra o di Lega, non so, fra il Tottenham di Mourinho e il Cusignacco, che milita in prima categoria, una squadra del BH Pub di Cusignacco. Solo in Inghilterra capitano certe cose. Io leggo la Gazzetta prima di confrontarmi con voi per essere alla vostra altezza e ho notato con grande simpatia questa notizia. Che hai visto che l'Atletico Madrid in Coppa è riuscito a perdere contro una squadra di Serie C, pur essendo il capo classifica. No, ma la Serie C però, sai, qui dico Udinese Cusignacco, no? Sì. Tottenham è Mourinho che va a giocare a Cusignacco, è meraviglioso. Senti, dicevo, torniamo seriamente a parlare dell'assessore Gibelli. Ne avete sentiti di tutti i colori, no? Rispetto a quel documento che avete sottoscritto. Poi però ogni tanto bisogna imparare anche ad avere tempo come le formichine, e l'assessore vi riconosce, dà a Cesare quel che è di Cesare, fermo restando che bisogna guardare avanti, no Johnny, credo, ovviamente. Vabbè, per forza, ormai diciamo che ieri è intervenuta la notizia, mi è stata data in diretta peraltro da persone che erano presenti all'assemblea, mi ha fatto molto piacere. Ringrazierò l'assessore, ma ringrazierò la regione, come cerco di celebrarla non solo in queste occasioni, ma sempre anche per quello che sta facendo, certo, i contributi di sanificazione e quant'altro. Quindi insomma dobbiamo essere solo che felici e contenti di avere questi governanti e della sensibilità che hanno per lo sport, senza fare nessun tipo di distinzione politica e senza voler fare politica in televisione, tanto non saprete mai quali sono le mie idee. Volevo anche dire che adesso stiamo già per una pagina. Pensate che il 3 che eravamo assieme, se non ricordo male, alle 11 io vi stavo dicendo che Petrucci non avrebbe mai cambiato idea, quant'altro. Alle 13 chiudiamo la trasmissione, io vado a messa, alle 13 arriva un comunicato dove il presidente ha cambiato idea e ha fatto diventare C Gold, C Silver, B femminile. Domani avete la riunione, no Johnny? Domani? Sì, domani alle 17, e tutti i campionati giovanili di eccellenza, gold o di eccellenza, quindi che danno la possibilità di arrivare a una finale nazionale, e fatti diventare allenabili e di interesse prevalentemente nazionale. Quindi, ne parliamo, adesso ne parliamo perché è una cosa interessantissima, ovviamente era l'argomento di cui volevo parlare con te, però chiedo a Francesco in regia se ci fa sentire, visto che Alessandro ha citato il presidente Brandolin. Sentiamo Brandolin ieri a margine dell'elezione di Hermes, poi torniamo con i nostri ospiti. Se sei pronto, Checco, vai. Al Consiglio per l'elezione del nuovo quadriennio olimpico della Federcalcio regionale, il suo intervento e i suoi pensieri a riguardo a questa candidatura e a probabilmente anche l'elezione di Hermes Canciani. Ma credo di sì, anche perché questo Presidente e questo Consiglio regionale vicino al Presidente hanno lavorato bene, come ho ricordato, dando lustro con l'attività della Federcalcio a livello anche nazionale e internazionale alla nostra regione Friuli Venezia Giulia, e poi soprattutto sono stati capaci di fare squadra insieme agli altri sport, insieme al CONI e insieme alle istituzioni, comuni e regione. Auspicio per i prossimi 4 anni? Auspicio per i prossimi 4 anni, intanto ovviamente di salute, che questa pandemia sia lontani e sparisca definitivamente, che è la cosa più importante. Che i ragazzi ritornino a scuola, che è la seconda cosa più importante, che la nostra comunità regionale, come posso dire, possa serenamente riprendere l'attività, come sempre ha fatto. Secondo, che non ci sia qualcuno politico che distrugga il mondo dello sport italiano, che è d'esempio a livello mondiale e che tante soddisfazioni ci ha dato. Questo è l'augurio più sincero che faccio. Grazie Presidente. Beh, sempre molto diretto il presidentissimo, nostro primo ministro dello sport, che abbraccio e che chiaramente spero di riavere domenica prossima qui con noi. Alessandro, a che punto sei tu con i tuoi campionati? Ieri sera a margine della mia partita parlavo col presidentissimo Ingenito, che mi raccontava insomma che loro sono pronti per tornare in campo in Serie B femminile. Il campionato dovrebbe essere alle porte. Le Serie B dovrebbero
anzi riprenderanno finalmente a giocare, e il campionato di B parte anzi diciamo fra 2 weekend, quindi siamo oramai prossimi a quello che è la ripartenza. Per quanto riguarda i campionati regionali, adesso diciamo che noi questa settimana ci ritroveremo e dovremo confermare la partenza della Serie C nel penultimo weekend di febbraio. Siamo andati un po' più lunghi anche per via del discorso, chiaramente, delle difficoltà che ci sono ancora, soprattutto dal punto di vista di alcune palestre che, devo dire, fanno difficoltà a riaprire i battenti, seppur vengono, diciamo, occupate da formazioni che fanno attività autorizzate, quindi quelle che citava prima John, del quale lui sa benissimo che io appena ho sentito la notizia sono complimentato con la mossa di Petrucci, perché finalmente, almeno tra di noi, non siamo figli e figliastri. Ecco, e quindi questo l'ho sempre detto, questa divisione penso che faceva male allo sport, creava dubbi, poteva creare anche delle visioni distorte. Ecco. Invece in questo modo, diciamo, ci riallineiamo come è giusto che sia. John, attendiamo con curiosità domani questa riunione, no? Alle 17, quindi questi stati generali fra voi presidenti regionali, il presidentissimo, a riguardo di questa modifica. Come diceva adesso Ale, avete riallineato di fatto, no, pallavolo e pallacanestro. Però io ti dico la verità, io che adoro il basket, lo sai che ho dedicato e dedico tutta la mia vita alla pallacanestro, anche se voi domani dovreste confermare in qualche maniera la decisione di Petrucci di rimandare in campo i ragazzi, io qualche dubbio ce l'ho. Cioè, io da presidente di società e da papà ti dico che prima di portare la mia squadra under 18 che freno i miei under 16 in palestra, sì, bisogna stare attenti, cioè non basta dirlo, secondo me. Io mi aspetto qualcosa di più. Ad esempio, i ragazzi vengono tamponati, chi li tampona? Io ad esempio, che nel mio palazzetto c'è una bolla per la Serie B, siamo sicuri che buttare dentro ragazzi, questo evento, creare commistione, non sia un pericolo per tutti? Cioè, io ti chiedo se c'è qualche info in più e se tu ti aspetti qualche dettaglio in più in questa riunione di domani da parte del Presidente. Ma mi aspetto tantissimi dettagli, perché in questo momento brancoliamo un po' nel buio, abbiamo il principio normativo, ma non abbiamo i regolamenti esecutivi, capisci? Cioè, noi non sappiamo, ad esempio, si riparte bene, con che protocollo? L'ultimo protocollo per le fasce giovanili è quello del Liberi Tutti del 25 di post estivo, dove sembrava che le cose andassero bene, dove pensavamo di poter cominciare il 25 ottobre con i campionati di C2, dove pensavamo a tante cose. Siamo sicuri che quel protocollo sia adattato e adattabile a oggi? La mia risposta personale, anche se non ho avuto dei riscontri da Roma, è sicuramente no. Ci dovrà essere per forza un qualcosa di diverso, perché la situazione è totalmente cambiata e difforme. Dopodiché, se alle squadre dell'Under 14 Elite imporranno un tampone ogni 4 giorni ai ragazzini, siamo sicuri che le società potranno sostenere? Bravo. No. Esatto. C'è una marea di domande. Il messaggio è che si possa tornare, non facciamo i filosofi, teniamoci stretti questa situazione, si possa tornare in palestra adesso, perlomeno per allenarci, quindi questo è è un grande risultato, visto anche la pressione che avevamo. La cosa simpatica, o forse che ho valutato male, che mentre prima sentivo una pressione fortissima da parte di tutti, mi sembrava, per andare in palestra, adesso, di segno uguale contrario, sento una pressione. Nessuno vuole tornare in palestra. Cioè, come fosse un'onda ma è vero. Varia di tantissime società che mi dicono no, stiamo fermi. Allora, sentite, io mi batterò totalmente, anche se oggi è il secondo riferimento leghista che faccio, per un totale federalismo
di ripartenza, cioè se il Friuli Venezia Giulia può ripartire nel modo in cui può ripartire lo faccia, se la Sicilia non può farlo mi dispiace, ma faccio un esempio a caso, prendendo una regione lontana, ma potevo prendere il Veneto, se non lo può fare mi dispiace, e se si può ripartire con gli allenamenti lo si faccia, se invece di partire con i campionati faremo dei piccoli tornei lo si faccia. Secondo me non si può gestire, lo dirò a chiare lettere, oggi magari lo scriverò anche, non si può gestire la situazione come se fosse tutta uguale da Capopassero a Bolzano, ma del resto è l'Italia dei semafori, questa è anche comprensibile, una regionalizzazione del momento della ripartenza. Voglio sentire anche l'attuale su questa questione, però tanto salutiamo Walter, è sempre un piacere incontrarti e condividere con te una buona domenica. Sentiamo Hermes prima, Checco, e poi andiamo con Alessandro. Sono molto contento di aver avuto una grande partecipazione, questo significa che il nostro è un mondo ancora molto forte, molto coeso, molto deciso a riprendere, deciso a non mollare nonostante tutto quello che ci sta accadendo. È un mondo meraviglioso, fatto di gente seria, di gente che lavora in maniera disinteressata. Quindi io li ringrazio veramente per avermi ancora una volta dato un grande esempio di umanità e soprattutto di capacità. E adesso il primo atto che farai da rinnovato Presidente? Il primo atto che faremo, andremo a dare le deleghe, perché quello che faremo sarà sicuramente sarà un consiglio direttivo dove ci saranno dei compiti specifici che dovranno essere rispettati, e poi andremo a nominare i delegati delle varie delegazioni. Il punto focale è la ripresa dei campionati, ci attiveremo in tutto e per tutto perché questo possa avvenire. Grazie. Per quel che mi riguarda, io mando un abbraccio a un mio grandissimo amico, sapete quanto voglio bene Hermes, anche il mio voto da baschettaro per la sua conferma. C'è bisogno di grandi signori come voi. Buongiorno Massimiliano, voi siete tre milord dello sport, e lo dico. Ciao Alberto, un abbraccio a tutta Livorno, e lo dico non perché siete qua, ma perché è vero, c'è bisogno di principi, di buon esempio, di belle facce, ecco. Ecco qua, intanto ieri la splendida location della Jetour che ha accolto a distanza, poi sentiamo anche Paolo, però prima di andare con le domande chiedo a te Alessandro, anche a te capita questa onda di risetto di cui parlava Giovanni e ho notato anch'io? Prima c'era una corsa in avanti, torniamo, adesso che ci dicono boh, va bene dai, torniamo, ok, calma, però torniamo, ma come? Cioè, non basta dire torniamo, bisogna anche, io credo che anche uno dei tuoi, tu parlavi prima del problema degli impianti, è vero? A maggior ragione adesso che gli impianti torneranno a essere utilizzati da pallavoliste, baschettari e baschettare. C'è il rischio di commistione enorme, e devo dire che questa seconda ondata è molto più contagiosa, per quello che mi sembra di vedere, della prima. Su questo non c'è dubbio. Bene, allora c'era una certa differenza, perché noi fino a questo momento qua, al di là del messaggio che avevamo lanciato, no? se vi ricordate, le nostre società erano quelle autorizzate ad andare avanti in questo periodo con gli allenamenti, e quindi al di là del fatto delle vacanze natalizie, che sono state per tante società diciamo un ulteriore stop anche volontario, io noto, fatto salvo alcuni distingui naturalmente, che c'è un forte desiderio, no? di ritornare in palestra. Vi dico anche un'altra cosa, sulla quale sapete che noi abbiamo sempre un po', no, discusso e ci siamo confrontati anche fuori da questa trasmissione, ma soprattutto all'interno. Cioè, questi ragazzi da qualche parte comunque, anche se non vanno a scuola, come per esempio adesso, da qualche parte comunque si vedono, da qualche parte stanno insieme. Sì, certo. E a quest'età, soprattutto in età giovanile, devo dirvi che il desiderio di stare insieme, il desiderio di condividere emozioni, di condividere sorrisi, eccetera, fa sì che non vengano sempre usate
delle dovute attenzioni dal punto di vista delle protezioni da mantenere, le distanze, eccetera. È chiaro che nelle palestre, oggi come oggi, con i protocolli, che io penso che effettivamente siano dei protocolli che tutte le società nostre stanno sicuramente seguendo, e quelle che ricominciano lo continueranno a farle, sono dei protocolli comunque attenti. Si può fare qualcosa di più? Probabilmente sì, si può fare ancora qualcosa di più, dipende anche un po', dipenderà dalla struttura, però, dalla struttura societaria. Non dimentichiamoci che possiamo anche e comunque svolgere un'attività ulteriormente più attenta dal punto di vista della sanificazione, grazie ai contributi. Questo è importante, certo. Questo è un passo importantissimo, perché permette veramente di fare quel salto ulteriore, secondo me, di qualità, che abbiamo fatto tantissimi passi da gigante, oggi possiamo fare ancora qualcosina in più in termini di sicurezza. Poi, come come dicevi giustamente tu, il fatto del contagio oggi è un contagio che avviene molto, ma molto più frequentemente, e non si sa neanche ogni tanto dove e come lo si è preso. Questo è il grosso problema. Sì, è vero, è quasi un terno al lotto, lanciare la monetina e sperare bene. E forse questo, John, che impaurisce con questa crisi di rigetto di cui tu parlavi poco fa. Cioè, creare, è vero, la sanificazione è decisiva, e questo può essere l'unica strada per poter riportare i ragazzi in palestra, magari creando anche dei momenti di intervalli fra un allenamento e l'altro importanti, per far sì che la palestra sia pulita e sistemata a dovere. Però io credo che oggi non faccia paura alla società tanto giocare le partite, quanto proprio fare quasi il contrario, fare gli allenamenti e mescolarsi, perché oggi come oggi, io ad esempio che ho questa bolla a Cividale, poi si sta un attimo a creare un focolaio, si sta un secondo a creare un focolaio, e dopo il panico totale, e noi presidenti viviamo anche con questo senso di responsabilità. Ecco qua, intanto la Lombardia, che è un po' la nave scuola, dice no ai campionati, sì agli allenamenti. A te la parola. Sì, diciamo che dobbiamo non fare polemiche su questa situazione, su questo comunicato del presidente Petrucci del 3 gennaio. No, non ci mancherebbe. Un'occasione liberamente accettabile da chi se la sente, e chi non se la sente non sarà in alcun modo punito. Okay. Chi non vuole ripartire con i campionati, amen, manterrà la categoria. Chi non vuole ripartire con la squadra che aveva iscritto all'Under 18, amen, non gli daremo di certo lo svincolo obbligatorio di tutti gli atleti. Chi vuole ripartire mentre il vicino di casa non riparte, il vicino di casa teme di perdere i propri giocatori che vogliono magari fare questi 4 mesi presso la Virtus Bologna, pur essendo della Fortitudo. Bene, studieremo una forma per farli giocare, ma che non perda la Fortitudo il diritto al cartellino. Faccio un esempio sciocco, no? Ma potrei parlare, dico io UBC e l'Aipacco, ma prendo due società a caso. Cioè, dobbiamo pensare che questa è un'opportunità favorevole, che deve essere presa non come un obbligo, non come una situazione di pressione, ma come diciamo così, un messaggio positivo. Se ce la facciamo e chi ce la farà ripartirà, con o senza campionati, magari solo con gli allenamenti. Chi non ce la fa lo aspettiamo a settembre del 2021. Punto. Basta polemiche. Poi fino a domani, hai ragione. Aspettiamo lunedì, direi che lunedì credo che Petrucci ci darà delle info più dettagliate. Certo, ci darà degli strumenti per decidere, ecco, degli strumenti per decidere. Scusate, sarebbe tranchant, come vi ho detto io, l'applicazione di un protocollo dove prevede ogni 6 giorni il tampone per gli atleti dell'Under 15. Finita. Bye, come si diceva all'università. Finita. Parlo nessuno. Dicevi tu, perché io ero molto più bravo di te, ricordatelo. Quindi non dire, non usare un plurale meglio statis, per piacere. Solo l'esame del diritto penale l'hai fatto prima. No, sorridiamo che è meglio, comunque è vero. Se per caso vediamo che ogni 5 giorni ci sono i tamponi Under 15, ciao e mandi. E ci vediamo alla prossima. Alessandro, io so che tu
ti arrabbi con me quando parlo di visite mediche, no? Però ti faccio la domanda lo stesso. Tutto quello che dice John è chiaro, credo che sia stato importante che ne abbiamo parlato, perché gli amici a casa baschettari possono capire anche un po' il senso di questa decisione petrucciana che ha riallineato il mondo pallavolistico col mondo cestistico. Però diciamo che si torna in campo, diciamo che torniamo tutti a fare allenamento, a fare i campionati, e le visite mediche, e poi andiamo con le domande, perché ne abbiamo un sacco, mi dice Francesco. Via, vai Ale, poi andiamo con le domande. Se ricordate, ero stato io a sollevare questo grosso tema legato alle visite mediche di reintegro, perché voi sapete che per quanto riguarda il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, fa riferimento a delle leggi dello Stato, se non mi sbaglio dell'88 e del 91, del 92. Quello che ha fatto la federazione attualmente, la federazione medico-sportiva, è quello di aver pubblicato e inviato anche al governo, in questo caso, un protocollo che prevede una serie di accertamenti sanitari nel momento in cui l'atleta che deve rientrare in campo, avendo avuto Covid nelle sue varie forme, poi, perché sappiamo benissimo che ci sono persone che l'hanno preso in maniera praticamente senza sintomi, esatto, qualcuno lievi, qualcuno un po' più pesanti, qualcuno è finito in ospedale, qualcuno in terapia intensiva o in semiterapia intensiva. Ecco, a seconda di tutte queste tipologie di contagio e quindi poi di situazione sanitaria personale, dovrebbe affrontare una trafila di accertamenti sanitari per questo reintegro nel mondo dello sport. Diventa un problema da tantissimi punti di vista. Non questo che deve levarci penso dal senso di responsabilità nei confronti delle persone, dei ragazzi che noi comunque di cui abbiamo la responsabilità, perché questo è il punto fondamentale. Però oggi, come oggi, non ci sono ancora delle normative chiare su questo fronte, e poi devo dirvi che per quanto riguarda per esempio la nostra federazione dice, testuali parole, a una FAC, dice: oggi l'atleta che ha avuto Covid al suo rientro deve presentare un certificato medico di avvenuta guarigione fatto dal medico di base o dal medico della società. Sì. E comunque si rende comunque necessario, perché non esiste un obbligo, ma si rende necessario fare un accertamento medico sportivo in cui vengono fatti degli approfondimenti. C'è una visita tosta, è una visita importante, anche a livello economico, diciamo la verità. Assolutamente sì, assolutamente sì, e soprattutto se ci saranno, oggi come oggi, con la pressione naturalmente sanitaria che c'è, se ci saranno gli spazi e i tempi per poterle eseguire con una certa quale celerità. Sì, anche questo è vero, bisogna trovare anche il buco. Allora andiamo con le domande, Checco, magari così coinvolgiamo i nostri amici a casa. Ne ho visto un paio prima in sovraimpressione. Certo, questo tema delle visite mediche è un tema da parte un passo per volta, tanto facciamo ritornare in campo e poi vedremo. Qui vedo delle immagini, eccolo qua. Paolo Rinaldi, buongiorno a tutti, 2 domande ai 2 presidenti. Una riflessione sul fatto che ora mi pare che anche la FIPA abbia assunto la linea di pensiero della FIPAV, e l'abbiamo detto, no? Per la seconda domanda, quindi sì. Per la seconda domanda devo tornare sull'argomento delle visite sportive di reintegro per i negativizzati. Gli istituti di medicina sportiva stanno inviando alle società un invito a comunicare i negativizzati per sottoporli a visite sportive specialistica per ottenere, credo, la... Beh, in realtà abbiamo già risposto, no, John? Sì, a entrambe le domande. Sì. Abbiamo risposto a entrambe le domande.
Gianfranco, buongiorno a tutti, ciao Gianfranco, ciao caro. Fino a che le persone che ci rappresentano lavorano senza secondi fini e con la voglia di costruire le cose non possono che funzionare. Ogni tanto metterci la faccia è doveroso. Condivido, cosa ne pensi, Johnny? Eh beh sì, insomma penso che se non altro con le nostre presenze e col nostro faccione in diretta streaming e poi il differito Ogni domenica, no? Siamo qua noi. domenica da marzo, credo che la faccia ce la stiamo un po' mettendo, ecco. Poi bisogna vedere che, sai, non sempre siamo fortunati nei risultati, adesso per noi si apre Però un bisogna nuovo... avere senso di responsabilità e avere coraggio, no Johnny? Sì, Adesso adesso si si è apre proprio un nuovo diciamo così, capitolo in questo primo semestre e chissà se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male, chissà se ci ha azzeccato nella manovra, se doveva farla prima, se lo doveva fare dopo. Lo scopriremo solo vivendo. Fa giusto una citazione musicale. Vai. Oggi ti vedo informissima. Vediamo altra domanda che ho visto in sovraimpressione. Francesco dopo Gianfranco che saluto. Enzo, buongiorno, il movimento della pallacanestro ha preso un filo purtroppo, ma non pensate che far partire C1 e C2 sia un azzardo? Questo perché palazzetti, non tutte le società ne hanno la disponibilità, contagi, sport di contatto in palazzetto non è sicuro, ci sono contagi e focolai nei professionisti che fanno 2 tamponi a settimana, figuriamoci se un non professionista si sente sicuro ad allenarsi e giocare quando ti misurano solo la temperatura. Giocatori ad oggi in maniera poi va avanti, però John di fatto è quella fuga un po' all'indietro di cui parlavamo, no? Cioè Enzo, però io faccio fatica a dargli torto, sinceramente. Hai sintetizzato bene la risacca, il riflusso di questi giorni, è sintetizzato bene. Proprio per questo stiamo dicendo che dobbiamo aspettare indicazioni sull'eventuale protocollo e sulla sostenibilità dello stesso da poter adottare e prima di lunedì, ma forse anche del corso della settimana, non avremo delle indicazioni specifiche. Per quello che riguarda, come dicevamo prima, la sostenibilità dei costi, sicuramente se i tamponi dovessero essere troppi non c'è. E poi se me la rimandi, Francesco, perché era diciamo una domanda... Dice i giocatori, parlava di giocatori, degli impianti, sì, cioè tutte le varie casistiche. Esempio di un giocatore di Serie C, D2, che ha famiglia, che prende 100 euro per andare a fare 200 euro per andare a fare pallacanestro, ma che ha un lavoro dove il datore di lavoro gli dice guarda che tu sei importante e non posso permettermi di perderti per 10, 12, 15, 20 giorni. Lui è già con il dubbio perché ha il bambino che va a scuola in presenza, che quindi ha contatto con altre persone, adulti, minorenni, eccetera, eccetera, quindi già sulle spine. Figurarsi se può in cuor suo accettare a cuor leggero adesso di tornare in palestra 2 o 3 volte alla settimana e mettere a repentaglio poi quello che è il bilancio e la salute della famiglia. Mi rendo perfettamente conto di tutto ciò, ma è per questo che dico, se di campionati parleremo, saranno campionati assolutamente liberi, senza costrizioni per nessuno. Speriamo solo, caro Enzo, che non sia vero che il movimento è appeso a un filo, ma il rischio c'è. Buongiorno Presidenti, buongiorno Davide. Scusate, anche questa, ma scusate, il movimento ha appeso un filo. Bene, benissimo, è appeso un filo per cause legate al Covid, eccetera, eccetera. Ma allora, se adesso prima era appeso un filo e non si poteva ripartire, ed è appeso un filo perché non si riparte. Adesso è appeso un filo per ripartire e resta appeso un filo, ma non bisogna ripartire. Bisogna fare anche un po' di pace con se stessi. Grazie. No, stare soprattutto e cercare di essere positivi, soprattutto. Hai ragione, Johnny, perché noi dello sport siamo sempre quelli che proviamo a portare positività. Ale, vediamo un'altra domanda per te. A parte che volevo che tu rispondessi anche tu a Ingenito dopo, però vediamo qua. Buongiorno Presidenti, e rifaccio il mio buongiorno a Fabio. Grazie intanto per il grande lavoro che state facendo per le società regionali. Come dicevo prima, abbiamo il privilegio, caro Fabio, di avere dei super presidenti, lo dico con la mia onestà intellettuale. Sottoscriviamo in toto quello che è un comitato regionale importante come quello della Lombardia ha deliberato in merito alla decisione di una settimana fa della FIP. L'obiettivo principale deve essere quello di riuscire a riportare tutti i ragazzi da mini basket giovanile allenarsi in palestra. Siamo realisti, i campionati senior sono ormai andati. Dopo rispondi tu a Fabio, John. Walter, complimenti Trieste, complimenti agli impianti disponibili, il basket Trieste riparte domani 11 gennaio. Bene, vedi, cioè, abbiamo dei segnali di positività. Ale, intanto rispondi tu a Gianfranco e poi anche la tua opinione al riguardo. Ma, rispondo a Gianfranco. È un tuo ragazzo, no? È un tuo ragazzo. Sì, assolutamente. Un ragazzo, un autorevole presidente che ti tega quello, che sta lavorando in assoluta sicurezza per un gruppo importante di formazioni, è uno che vive le problematiche di tutti questi mesi direttamente anche per
diciamo, per la sua attività professionale, quindi è a contatto con le realtà con la realtà che ci circonda, quindi è giusto, per quanto riguarda quello che diceva, è giusto, noi dobbiamo prenderci delle responsabilità, metterci la faccia e vedo proprio anche, no? Anche il discorso, l'ultimo discorso che ha fatto John, è vero, cioè, qua ragazzi, alla fine, cioè, non va mai bene, non va mai bene, no? Ce lo siamo detti tante volte, sì, no? Da una parte c'è chi, no, tira no, a destra, c'è chi tira a sinistra, chi per andare avanti, chi per fermarsi, quando ti fermi dovresti andare avanti e viceversa. Purtroppo noi cerchiamo di trovare la giusta sintesi per il momento e anche per quello che ci viene, le indicazioni che ci vengono date dall'alto, ascoltando però naturalmente quella che è la nostra base. Trovare la sintesi sempre non è facile. Questo è il vero problema, certo. Trovare la sintesi, ma questo non ci toglie dai nostri obblighi, che sono quelli di cercare di dare spazio al nostro movimento e fare in modo che possibilmente anche gli sforzi delle società, degli atleti, delle atlete, delle famiglie, che comunque chi di più, chi di meno è riuscito a fare qualcosa o vorrebbe fare qualcosa, sia completato da una fase, quando sarà possibile, anche di gioco, che siano, come diceva, campionati di gioco, che siano tornei, che siano manifestazioni, chiamiamole manifestazioni, se oggi si possono chiamare così, quello di dare vita al nostro movimento. Questa è la cosa più importante. Cioè tutto il resto cominciano a diventare chiacchiere. Scusami Alessandro, ti faccio una domanda io. Se in quest'ottica di ripartenza una società, una formazione ti dice: Presidente, io non me la sento nonostante l'impegno che avevo preso, non me la sento di iscrivere la squadra al campionato Under 16 perché ho troppe ragazzine in difficoltà con la scuola, ho i genitori che hanno paura, eccetera. Tu cosa lo fucili su Piazza Rossa? Il presidente? Non ci sarà nessuna penalizzazione. Eccoci qua. Né ritiro, né spese, né costi, penalizzazioni da ritiro o da eventuali uscite da un campionato, se vuol dire ci dovessero essere delle... Ma certo, questo è il punto a cui volevo arrivare. Non siamo con la pistola sulla tempia di nessuno, anzi, chi ce la fa riparte, chi non ce la fa... Però io l'unica cosa che voglio dire a difesa io questo adesso metto il cappello del dirigente c'è confusione, ragazzi, cioè, si fa fatica, c'è un panico totale, ormai siamo, e purtroppo adesso rispetto alla prima volta, no? Il vicino di casa è contagiato, noi facciamo i tamponi nella mia squadra, che siamo professionisti di fatto, chiusi in una bolla ogni settimana, il venerdì a 48 ore prima della partita, o il giovedì o il venerdì in base a se giochiamo sabato o domenica, e ci facciamo il segno della croce, cioè, e sono tutti ragazzi che fanno case e palestre, quindi c'è un clima, John, veramente di... Ma certo, quasi di scorramento, capisci? Quindi purtroppo poi giustamente tu ti incazzi prima, perché io ti capisco perfettamente. Ma non mi arrabbio, sulla base di questo tuo ragionamento. Tu mi dici Under 18 non me la sento e non io me la sento in questo momento. Poi perché? dopo magari fra settimana sì. Perché devo preservare la Serie B per tutti questi motivi. Ci sono una serie di motivazioni. Ti prendo e ti inibisco per 3 mesi, ti faccio pagare 12 volte la multa, pari a 12 volte la singola tassa gara della singola partita saltata, e poi ti svincolo tutti i giocatori? No, non lo faccio, ti aspetto a settembre 2021. Però oggi, John, vedi i baschettari molto agitati, sono un sacco di domande, ti chiedo di rispondere anche al volo, ce n'erano un paio, una da parte. Sì, un paio da parte, una era di... Ecco, buongiorno, ce n'erano altre. Comunque, tanto Flavio, buongiorno e buona domenica a tutti. È fondamentale che le società possano decidere le modalità per il possibile inizio dell'attività a fronte di chiare e semplici indicazioni da parte... Beh, questo sia Ale che John è inevitabile, no? E questo è così, no, Johnny? Ecco, Gianfranco, questa è una domanda abbastanza provocatoria ma interessante. Questo presunto Tana libera tutti, si giocava a nascondino da ragazzi, è vero, non è legato alla scadenza breve dei pagamenti NAS, giusto? Chiariamo a scanso di equivoci perché gira questa voce, John. Bene, allora la novità è C Gold, C Silver, giusto?
Sì. rispetto a prima, la novità è questa. Se vi ho detto per quello che riguarda la C-Silver che chi non se la sente non riparte, ma gli faccio mantenere la categoria e poi ci rivediamo a settembre e giocheranno gli altri, io credo che di poter essere tranquillizzante nei confronti di questa domanda, dicendo che questa ripartenza non è assolutamente legata alla scadenza breve dei pagamenti NAS, non scherziamo nemmeno. Però questa è una spada di Damocle che abbiamo tutti sulla testa, comunque questi NAS. Piuttosto potrebbe essere legata al DPCM del 16 gennaio 2021, quello il prossimo che uscirà, e non vorrei che il Presidente avesse fatto un salto in avanti leggendo un po' il futuro e cercando di mettere in sicurezza quello che può mettere in sicurezza. Chi ha orecchie per intendere intenda, ci risentiamo il 17 gennaio mattina. Avanti con la prossima. Buongiorno, domanda veloce, scusa Ale, ma questi stanno bombardando John. Domanda veloce, spero non sia stata già fatta, ma un giocatore che inizialmente si era tesserato una squadra di Serie D, qualora volesse andare in AC2, deve comunque fare un prestito o si può ritenere svincolato? No, non si potrà, dovremmo questa è una delle domande che porremo domani al Presidente e al Segretario Generale, ma è chiaro che in quest'ottica se prevarrà questa ratio, cioè se la squadra di Serie D purtroppo non può fare il campionato perché la Federazione Italiana Pallacanestro non glielo permette, noi dobbiamo far sì che lui possa giocare in prestito in qualsiasi modo con la C2 fino al 30 di giugno, perché la C2 gli garantisce, la C2 più vicina gli garantisce di poter restare in attività. Cerchiamo di salvare chi vuol fare l'attività, chi se la sente di fare l'attività. Che non so se abbiamo domande per ecco qua, dopo se abbiamo domande, no, però se abbiamo domande per Alessandro, per pallavolo, so gliene faccio una io. Tanto vediamo cosa dice Daniele. Buongiorno a tutti, vi domando ripresa con quali protocolli oggi non si disputano un paio di gare in Serie A e sono dentro una bolla. Le realtà minori se lo possono permettere? Avanti con i campionati nazionali e fermo dei regionali provinciali. Non vi sembra che si crei una discriminazione tra i ragazzi? Aspettiamo i dettagli di Petrucci, grazie, buon proseguimento. Tientela tu John da parte questa. Sì. Interessante. Walter, attenzione al di là di tutti i discorsi su ripartenza e parto sì, riparto no. Dobbiamo necessariamente pensare alla ricostruzione del movimento di base. Siamo fermi da ottobre, Ale. Sì, questa è un'altra delle problematiche fondamentali. Quello che mi sto chiedendo però, così è una domanda che forse ci poniamo anche tra di noi, anche vorrei porre direttamente a voi, ma oggi dove i ragazzini fino alle medie, per esempio, vanno a scuola, prendono i mezzi che dovrebbero essere rafforzati e fanno la misurazione della temperatura. Volevo chiedervi secondo voi adesso a questo punto, ma nell'ambito dello sport, cosa c'è di tanto diverso? Perché, vedete, è vero, ci potrebbe essere questa, chiamiamola promiscuità, questo senza dubbio, ma non stiamo adoperando gli spogliatoi, ve lo ricordo, perché noi, contrariamente per esempio al calcio che ha esigenze diverse, gli spogliatoi, per esempio, la maggior parte degli spogliatoi sono da noi inibiti. Le ragazze, cioè i ragazzi arrivano, si cambiano, arrivano quasi sempre già cambiati. Quindi adesso, ma siamo veramente, cioè sapete che io sono sempre stato una persona estremamente prudente, cioè ero uno di quelli, no? Davide diciamo nel passato era quello invece più, no? Che spingeva, no? Dobbiamo no, è vero. Però adesso, cioè, stiamo vivendo in un continuo mondo di contraddizioni. È verissimo, cavolo, quello volevo dire prima. Di contraddizioni che sono giustificate sicuramente dalle notizie che ci arrivano, però ad un certo punto noi siamo quelli che abbiamo spinto e che abbiamo detto che i nostri protocolli, che le nostre sanificazioni, che i nostri Covid manager sono i protocolli più attenti e le figure più attente per cercare di dare sicurezza ai nostri ragazzi e al nostro movimento. È vero questo o non è vero?
perché se è vero questo, non c'è, secondo me, alcuna differenza a questo punto tra la scuola, che è vero che i licei sono chiusi, Sì. ok? Tra comunque la scuola di base e quello che viene fatto poi direttamente in palestra, dove a me sembra che tutto sommato forse è meglio che facciano il percorso dalla scuola alla palestra piuttosto che dalla scuola al tempo libero fuori di casa o fuori dalla palestra, dove non c'è nessun altro tipo di controllo e di verifica. Teniamo da parte Paolo per te dopo, Ale, però c'è una domanda interessante per 3 giorni prima, l'hai memorizzata? No, rimandatemela su. Rimandala su, che abbiamo ancora 5 minuti poi di dare messa, però abbiamo un sacco di domande, sono qui per voi. No, ripartenza mini basket, ok Fiorenza, ma ce n'era una, adesso John, anche questo mi rispondi? Rispondo a tutti e due, perché su mini basket mi collego a C'era una domanda interessante prima, Francesco, che avevo detto a Giorgio di memorizzare, non mi ricordo chi l'avesse mandata, ne abbiamo tantissime questa mattina. Guarda se la recuperi, era quella che vi ho mandato prima. Fronte di chiara... Sì, siamo d'accordo, d'accordissimo. Ce n'era ancora un'altra, eccolo qua. John, avanti col campionato, c'è discriminazione, quindi ti chiedo mini basket, e poi questa cosa qua sulle discriminazioni, che è un'altra cosa di cui sento parlare. Certo che si crea una discriminazione. Il problema è quanto discriminare, se autodiscriminarci con questo comportamento al 100% o al 50%. Okay, se il FAR è il DPCM, dove parla la lettera E dell'articolo 1,9 di atleti e manifestazioni di preeminente interesse nazionale, è chiaro che in questo concetto, che è l'unico autorizzato ad allenarsi e a giocare anche quando siamo in zona rossa, noi dobbiamo inserire ragionevolmente, razionalmente più categorie possibili, quindi un maggior numero di atleti possibili. Siamo partiti con il secondo semestre del 2020 con A1, A2, B maschile, A1 e A2 femminile. Adesso, copiando dalla pallavolo, proviamo ad inserire anche 2 altre categorie seniores, una categoria maschile, una categoria seniores femminile e gran parte, diciamo quasi la metà, forse la metà, un terzo del basket giovanile, quasi completamente il basket giovanile femminile. Quindi è uno stratagemma, è un giocare a scacchi, è un essere cinici, è essere... Un passo per volta, Johnny, forse anche. Bisogna... Mini basket, posso rispondere al mini basket? Ho fatto l'intervento alla convention del mini basket nazionale l'altra sera. È stato merito, questo che vi sto dicendo, dei miei consiglieri regionali e non merito mio, perché non avrei assolutamente tempo di andarmi a studiare tutta la statistica, eccetera. Bene, sappiate che questo studio è stato molto apprezzato e spero che in un certo senso aprirà gli occhi, perché viene diciamo così, a completare quello che diceva Sandro poc'anzi. Primo dato, 10 ottobre 2020, sulla ripartenza della scuola, contagi 0,08%. Secondo dato, 10 novembre, a distanza di un mese, contagi 1,36% del personale, scusate, dei ragazzi che vanno a scuola, mentre era molto più alto si fa per dire 2,4, 5 punto qualcosa per il personale non docente e per il personale docente, quindi bidelli, assistenti, eccetera, eccetera. Orbene, col DPCM 25 ottobre si va a didattica a distanza per una grande fetta. Ci concentriamo sulle scuole elementari. Le scuole elementari che continuano ad andare in presenza, continuano a fare magari qualche ora o qualche decina di minuti di educazione fisica, magari sì, confermo. E diciamo che corrisponde alla fascia del mini basket e anche del mini volley. La fascia nostra, quella che ci interessa di più, da 6 a 10 anni, ha avuto un picco i primi giorni di novembre. Quindi il momento più alto, con 1100 e passa contagi, è stato all'inizio di novembre, ma hanno continuato ad andare a scuola. Bene, la situazione ha retto completamente, nonostante la didattica in presenza, nonostante qualche attività di atletica, eccetera, eccetera. E quindi su questo dato noi dobbiamo costruire la ripartenza del mini basket all'aperto o al chiuso, meglio, nel pomeriggio, perché quella è una fascia di età che sta tutto sommato reggendo, nonostante... Sì. Vengono accompagnati dai genitori, perché i bambini di 7 anni non prendono i mezzi pubblici di base, nonostante abbiano contatti, nonostante insomma
facciano anche un po' di attività fisica. Comunque sappiate che dal 31 agosto al 27 dicembre solo il 2% della totalità dei focolai sono stati riscontrati nelle scuole. È veramente una cifra bassissima, con una bassissimissima ospedalizzazione, 0,7% per chi va a scuola rispetto alla passa di tutte le altre fasce di età. Scusate se salutiamo anche Mauro, abbiamo una marea di messaggi, ma adesso fra poco dobbiamo, Stefano, far ripartire anche gli S3 Under 12 a pallavolo, nella pallavolo con allenamenti con distanziamento, può essere un'idea ora percorribile. Rispondi Ale a Stefano, e anche la domanda di prima che recuperiamo, ecco, di Paolo Rinaldi, che ti chiedeva, ti riconosce adesso sul pezzo da tempo, due questioni fondamentali: copertura spesa 120-180 euro e retroattività. No? Rischiamo il collasso, eccetera, eccetera. Andiamo con te in chiusura, poi magari dobbiamo lasciare andare a Giona Messa, poi c'è l'Udinese. Se volete, visto tutte le domande, il momento è cruciale, se volete vado alle grazie alle 17 a Messa. No, abbiamo una marea di domande, questo è bellissimo, devo dire la verità. Però sì, il tempo stringe, vai Ale. Sul discorso della ripartenza del mini basket, del mini volley e dell'S3, purtroppo il problema sono oggi come oggi i DPCM. Il DPCM è stringente, quindi da questo punto di vista noi è logico che non possiamo allargare quella platea autonomamente. Deve esserci un'autorizzazione da parte del governo in questo caso. Su questo non sono molto ottimista. Non sono ottimista visti i numeri che stiamo avendo e visto quello che si prevede almeno fino alla fine del mese. E l'auspicio è quello, e sono stato prima io a dirlo, poi John lo ha sottolineato. Per quanto riguarda il discorso di Paolo, di Rinaldi, questo purtroppo è un problema che dovremo cercare di affrontare. Devo dire che sulla parte, da quello che così sto sentendo in varie strutture, per quanto riguarda gli esami, soprattutto sui minori, dovrebbero avere l'esenzione perché vengono fatte le prescrizioni direttamente dai medici della struttura sanitaria che farà poi gli accertamenti. Quindi i problemi sono eventualmente i tempi. Sono i tempi non solo il discorso dei costi, ma eventualmente dei tempi. È chiaro che invece diventa un altro tipo di problema sul discorso dei maggiorenni, dove lì probabilmente il problema economico si sente di più. Allora, ecco qua, tanto poi vi lascio andare, prometto, ma continuo a scrivere ed è bellissimo che ci sia questa interazione fra di noi e la gente a casa la domenica mattina. Simon, ciao Simone, ieri durante l'assemblea calcistica grandi parole dell'assessore Gibelli non solo per Canciani ma anche per i due grandi presidenti ospiti qui oggi. Saluti a tutti. Oh, che bello. Saluti anche te Simone, io condivido. Che cosa? Se c'è qualche altro messaggio urgente, abbraccio Simone, gli auguro una buona domenica. Tanto quel cartellino giallo è un cartellino giallo che testimonia la solidarietà totale del mondo calcistico ad Hermes Canciani, e deve essere solidarietà totale. Per una volta il cartellino giallo non esprime una punizione ma una unione, no? Ed è quello che deve fare, che deve essere un cartellino giallo per tutti noi, Giovanni e Alessandro, perché i momenti sono difficili, lo sappiamo, ma ognuno per quello che può, con le proprie competenze, le proprie responsabilità, stiamo tenendo la barra dritta e stiamo andando avanti. John, scusa, comunicato ufficiale, vediamo cosa dice qua, credo sia una cosa interessante, visto, vai Checco, visto che annulla la quarta rata regionale, quindi possiamo dirlo alle società a casa che la quarta rata regionale, scadenza 21/1, è stata annullata a livello regionale? Sì, adesso non contizziamoci tutti, lasciate fare a me le comunicazioni, no? Perché se adesso magari qualcuno ci vede e dice adesso non paghiamo più le tasse, viva, è finito! No. La rottamazione quater, andiamo a Italia. Bello, così. A Francesco, grazie alla regia, poi dopo la delibera è dell'8, faremo lunedì il comunicato a tutte le società, insomma.
adesso vediamo, insomma. Però ecco, intanto ripeto, cartellino giallo per voi, è un cartellino giallo per noi, perché siamo qua a portare avanti la baracca sperando veramente di avere questa massa che critica, giustifica, appoggia, chiede, domanda, ci confronta, ma sperando poi di tornare veramente in una situazione di normalità e che quando torneremo in campo speriamo di essere tutti un pochino migliori. Salutiamo Giolli nella messa, ti lasciamo andare. Chiediamo scusa agli amici a cui non abbiamo potuto rispondere, ci rifaremo domenica prossima. Ale, buona domenica a te. Oggi come passa domenica? Guardando adesso mi sembra fra mezz'oretta c'è una bella partitina, no? Roma-Inter. Diciamo che lì sono sul pezzo, diciamo, sono sul pezzo. Direi decisivo con alti e bassi, ma insomma, volevo solo dirvi che una cosa, che speriamo che quel cartellino giallo che è stato un segno, no, di apprezzamento nei confronti di Hermes, per noi non sia un segno di prima ammonizione. Ecco. A meno che tu non sia in diffida, Ale, se sei in diffida è un problema, attenzione. Ciao Stefano, la sua idea. Leggiamo anche il messaggio di Stefano sotto lo striscione del traguardo. Ciao Giovanni, oggi come vedi la sfida Udinese-Napoli? In passato è stata una sfida qui a Udine molto sentita, no? C'è una grande colonia di amici napoletani. Siamo spuntati davanti, vediamo, io firmerei per un punto, sono sincero. Mi arrivano voci stranissime su Gotti, voci anche piuttosto concrete. Vedremo cosa succederà, insomma, il mondo dello sport è bello perché vario. Grazie John, grazie Ale, buona domenica, viva lo sport e viva tutto noi, un bacione e ci vediamo domenica prossima sempre qua. Ciao a tutti. No. Ciao ragazzi.